Quinta corsa dall'Arcoveggio di Bologna, un confronto per cavalli di 4 anni, vincitori da 6 a 36.000 euro in carriera. Sono 6 dietro la macchina, favori per Enterprise Gar, molto giocata. All'1 Enea Orso, Lorenzo Baldi, 2 Hector ZL, Marco Stefani, 3 Equipe della Casa, Alessandro Gocciadoro, 4 Eritrea, Antonio Di Nardo, 5 Enterprise Gar, Roberto Vecchione, 6 Ellero, Marco Volpato. Autostart che inizia a prendere velocità, si ritrae dal 6 Ellero, con cautela anche Equipe della Casa dal 3 e sono partiti. Con veloce Hector ZL, con all'esterno Enterprise Gar che va a chiedere strada. I due lottano sulla prima curva, in vantaggio Hector ZL che risponde ad Enterprise Gar che si accoda in seconda posizione avanti ad Enea Horse. Poi Eritrea galoppa Equipe della Casa, quindi ancora Ellero. Numero 3 Equipe della Casa per i primi 200 metri di corsa, Hector ZL al comando. Enea Horse sposta dalla terza posizione, va a chiedere strada. Va all'esterno Lorenzo Baldi, dopo 400 metri passati in 29,3. Al comando Hector ZL nei confronti di Enterprise Gar. Enea Horse allo scoperto. In quarta posizione c'è Eritrea che precede Ellero. 600 metri passati in 44 con al comando Hector ZL nei confronti di Enterprise Gar, Enea Horse, quindi Eritrea, poi Ellero. Il giro della testa è passato in 58,5 sulla piegata di destra al comando Hector ZL nei confronti di Enterprise Gar che rimane sempre in seconda posizione, guadagna di dentro Ellero che filtra terzo, chilometro in 1:13,6. Al comando rimane Hector ZL, in seconda posizione sempre Enterprise Gar, poi Ellero cerca di ringambarsi Eritrea dopo l'impiccio datogli da Enea Horse, 1:28 e 2,3 di miglio. Hector ZL prova ad allungare, all'esterno sposta Enterprise Gar che però va indietro. Ellero che ha guadagnato tutte le posizioni possibili e si trova a diretto contatto del battistrada all'ingresso della curva conclusiva. In vantaggio Hector ZL nei confronti di Ellero, poi Enterprise Gar ed Eritrea. Hector ZL in netta evidenza, Hector ZL che stacca nel finale, vince come vuole Hector ZL, mentre per il secondo posto Ellero tiene a bada Enterprise Gar. 1:13,1 per Hector ZL, Marco Stefani, coast to coast vincente, Mauro Baroncini per i colori della scuderia Fedila, il triplo in giornata per il team Stefani Baroncini, coast to coast vincente di Hector ZL, che rivediamo nelle immagini largheggiare nei confronti dei rivali. Ellero è secondo, al terzo Enterprise Gar.